Noi dobbiamo riuscire a catturare le imprese italiane di spicco, di tutti i settori in realtà, e lo portare in Cina a creare un partnership strategico. In questo modo è sempre vincente. Potenziare i contatti con il sud-est asiatico, non solo Cina ma anche Hong Kong, Macao, Thailandia, Taiwan, Malesia e Vietnam. Questa è la traiettoria tracciata a Palazzo Giacomelli a Treviso nell'incontro promosso da Centro Marca Banca insieme a Irecop Veneto. Il progetto si chiama GoFar e si rivolge alle aziende del nord-est in un momento di forti tensioni geopolitiche dove imperativo categorico è trovare nuovi mercati. In questo scenario la capacità di guardare oltre i confini tradizionali non rappresenta più soltanto un'opportunità per le nostre aziende, ma anche spesso una necessità per continuare a crescere, continuare ad innovare ed essere competitivi. Spaventa soprattutto l'ignoto, il non conoscere un mondo che è davvero lontano dalla nostra cultura, dalle nostre dinamiche anche di relazione, e quindi le imprese hanno bisogno di sentirsi accompagnate nel conoscere, nell'approcciare con fiducia a nuovi interlocutori, nuovi contesti e anche nuove regole. Il settore su cui fare più leve in questi mesi, spiegano gli operatori dell'internazionalizzazione, è quello farmaceutico e degli integratori, strategico e in crescita anche in Veneto. L'elenco è però lungo. Oltre integratori possiamo anche dire dell'agrofood, agroindustria e anche tutta l'industria del design. Italia vince sempre la combinazione tra industria e design, perché italiani, voi siete geniali, voi avete la bellezza nella testa